Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano ragazzi, FIFA 15 Derby, Everton, Liverpool ragazzi. Siamo a 2 punti dall'Arsenal secondi, 40 punti Arsenal, 38 Liverpool, quindi veramente un bel campionato per i campioni d'Inghilterra in questa stagione, seconda stagione comendiana. Ok, sarà un derby veramente ad alta tensione ragazzi. Dai fiori. Ma porca trota. Voglio vincere il derby assolutamente, non voglio perdere contatto con la vetta. Abbastanza noioso, nessuna azione. Proviamo a stare sull'offensivo e vediamo, però derby veramente scialbo, Questo derby di Liverpool non mi sta piacendo. Occhio. Occhio fioi, occhio fioi. Sturridge. Vai Diego Costa, bravissimo Diego, finalmente Diego, può tutto Diego, ma che cazzo di tiro è? Bruttissimo tiro di Diego Costa purtroppo, Moreno. Bravo, Royce. Vai Royce, vai Marchetto, vai Marchetto, vai Marchetto. Bravissimo Royce, Royce si invola, Royce si invola e la passa proprio nell'unico punto che non doveva passarla. Tanto Sterling ancora non si vede, ti prego Sterling, fa qualcosa. Sterling purtroppo non si vede, Royce. Royce per Moreno. Ah, Moreno, chi cacco però. Che cacchio. Dai ragazzi, stiamo giocando benissimo, però Sturridge vede Costa. Vai Diego. E Diego Costa se ne va. E Diego Costa se ne va. Diego Costa, gol di Diego Costa! Lì in mezzo alle gambe di Howard. Liverpool 1, Everton 0. Diego Costa. In silenzio i tifosi dell'Everton, grandissimo gol di Diego Costa. Pum! Nono gol nella Barclays Premier League, seconda la trama della classifica marcatori, primo solo il piccolo Adeba. Pensa, Adeba Iol capocannoniere, ce l'ha messo. Ciao pelle. Dai ragazzi, un po' di calma, cerchiamo di vincere questo derby. Torniamo equilibrati. Dai Walker, bravo Walker, dai, devi dare fastidio Walker. Attenzione, mamma mia, qua brutto rischio, bravo Charles Barkley, giocatore di basket. Ah, Dio mio. Rakitic, errore clamoroso di Rakitic, non puoi dare il fallo. Ma non puoi dare il fallo, ma non lo puoi dare mai, no, questo è proprio scandaloso, ragazzi, è scandaloso, veramente. Allora, Sturridge è entrato dall'infortunio. Mettiamo Lallo, mettiamo Markovic per un Sterling inguardabile e a centrocampo cazziamo il Naingo per Rakitic. Ok. Vai ragazzi, attenti, traversa dell'Everton, ci è andata bene Beppe, ci è andata bene. Il Boa per Walker, Texas Ranger, vai Texas per Markovic, ha già toccato il pallone di Sterling, pazzesco ragazzi. Attenzione Markovic, incredibile, Sterling non fa niente, arriva Markovic, già fa qualcosa, è pazzesco. Markovic, potevo tirare, va bene dai. Però visto, cioè non è che io gioco solo a sinistra, è che proprio non vengono, cioè con Sterling non ci sono occasioni. Markovic, a questo punto diventa Markovic il titolare, se continua così, perché è che Sterling mi dispiace, cazzo, non capisco perché non mi gioca. Fallo, a free kick. Vai Royce, regalami un sogno Marchetto. Ma perché in offline tiro così male le punizioni? Porca troia, oh. Attenzione Howard il papero. Rinvio di Howard. Ci teniamo duro, mi raccomando, che questo derby è fondamentale. Anche 1-0 si vincono le partite. Anche 1-0. Va Vardy, guarda il porco. Bravissimo. Ramirez. Lallana, vede Diego Costa, sbilanciatissimo l'Everton, vai Diego Costa. Qua si fa fregare purtroppo. Qua si fa pregare Diegone. Attenzione Barry. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi nella sua formazione. E secondo me
Teniamo duro, bravissimo. Dai, Markovic. Il Marco. Lallana. Diego Costa. Ma dai, Diegone, che lento. Che lento qua, Diegone. Difensiva, non troppo, non voglio schiacciarmi. Bruttissimo, ti prego, portierone. Bravissimo, bravissimo. Il Lallo. Vai, piccolo Lallo. Grandissimo Lallo, ma dopo non perdermela così, però fa la cosa più difficile e poi porca puttana la perde così. Bravissimo Ramirez. Andiamo a casa con questa vittoria nel derby. Bravissimo Diego Costa, ma come cazzo ha fatto? No ragazzi, qua McCartney ha fatto una cosa alla Baresi, Baresone McCartney, vabbè. E si va a vincere 1-0, sì. Il secondo tempo non riesce a sbloccarsi, non riusciamo a fare in questo Monday Night, non riusciamo a fare nulla. L'Arsenal è più 5 ragazzi, nell'anticipo ha vinto, non possiamo fallire, dobbiamo rimanere a -2. Vai Sterling, sono pronti dei cambi. Ha giocato bene Markovic, se prova a provare Sterling, si gioca al secondo tempo, vediamo. L'ho pungolato con la panchina, vediamo. Attenzione! E c'è il gol di Markovic, è pazzesco Markovic! 1-0 Liverpool, sta per uscire, è incredibile. Però Markovic è un fenomeno ragazzi, entra segna o entra e fa assist. Markovic, incornata della vita, 1-0 Liverpool. Lazar, Markovic esce fatalità e non potevo saperlo, che cazzo. Adesso vediamo Sterling, ultima prova dalla panchina, vediamo. Sono proprio curioso di capire cosa combina. Sterling è incazzato nero per la panchina, non l'accetta Sterling. Che quest'anno era partito anche leggermente meglio, ma i 3 infortuni dell'anno scorso l'hanno segnato tanto, 5 mesi fuori su 9 praticamente. Vai Sterling, vediamo cosa combina Ramen Sterling, bel numero qua di Sterling e poi fa la cagata. Comunque grande Markovic, applaudito da tutta Anfield Road ragazzi. Markovic si è guadagnato i ruoli di di titolare, scusate. Sì. Sarebbe un'altra vittoria pesante, anche vincere 1-0 è così che si vincono i campionati, è così che si vincono. Capello ne ha vinti tanti così. Dai, Diego Costa. E Diego Costa è da solo ragazzi. Il Tottenham non c'è più in difesa. Attenzione Salvio, scusate, che è entrato a posto di un Royce, molto deludente. Salvio sbaglia. Salvio si è un po' incazzato perché sta giocando poco in questo periodo, non ha tutti i torti. 85 ragazzi, ti prego, voglio vincere con il gol di Markovic. Difensiva. Bravo, qua Walker ha fatto una cosa pesantissima. Sterling. Vai Sterling viene molto bene Diego Costa sbaglia uno stop inguardabile. Stop inguardabile di Diegone. Però qua Diego recupera la palla di gran carica. Madonna, però Diego Costa ragazzi, cosa puoi dirgli a Diegone? Qua però forse troppo altruista Diegone. Troppo altruista. Dai fio, il 90esimo. Dai che è un altro 1-0 pesante. Sterling. Ma va a cagare Sterling, ma va inculato a male. Dai, andiamo a casa con 2 vittorie consecutive, dai. Anzi 3, non so mi ricordo quanto ne ho fatte in questo video, almeno 2. Con 2 squadre molto particolari, molto difficili, molto insidiose. Dai, no, non cantiamo troppo presto, cazzo. Sì! 1-0 raga, saluto del commentario veneziano, sempre a -2 dall'Arsenal. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.